benvenuto a tutti, a chi è arrivato da lontano o da vicino, siamo in pochi veramente, ma a tutti. Mi piace vedervi numerosi e queste sono le soddisfazioni che mi ripagano e che tutti i progetti che ci hanno detto, però ce la metteremo tutta e cerchiamo di acquisire. Poi un'altra parte di beneficenza la riserviamo per l'evento che il 15 di dicembre andiamo ad organizzare assieme alle motoclub della Polizia di Stato di Udine, ai Vigili del Fuoco di Gorizia e all'Associazione Motobenedizione di Tredicesimo, per chi la conosce. E faremo un motobabbo con lo scopo di donare qualcosa alla Casetta Colore di Udine, che è un'associazione che fa aiuta bimbi dai 3 ai 6 anni. Una parte dei soldi che abbiamo in cassa li destiniamo a questo scopo. E questo è sostanzialmente quello che quest'anno abbiamo. Vi faccio un attimo la situazione della beneficenza di quest'anno, del giro che abbiamo fatto a Belluno. Nonostante il tempo siete stati bravissimi, siete stati. Grazie. Grazie. A lui! C'era pochi in moto, Come calendario 2019 sapete tutti ormai che come evento nazionale abbiamo la Sardegna. Sardegna 10 anni dopo, per chi c'è stato, qui noi siamo pochi che ci siamo stati, penso Enrico, Federico, abitudine nostra a fare la beneficenza sul luogo. Allora quest'anno a seguito di questo mi sono appoggiata ovviamente ad Enrico e a Francesco e hanno andiamo ad organizzare assieme alle motoclub della Polizia di Stato di Udine, ai Vigili del Fuoco di Gorizia e all'Associazione Motobenedizione di Tredicesimo, per chi la conosce. E faremo un motobabbo con lo scopo di donare qualcosa alla Casetta Colore di Udine, che è un'associazione che aiuta bimbi dai 3 ai 6 anni. Una parte dei soldi che abbiamo in cassa li destineremo. Hanno individuato nell'asilo di Cusighe l'obiettivo della beneficenza nostra. Allora la direttrice ci ha dato 2 spunti. Vanno un pochino oltre al budget che noi avevamo previsto, ma cercheremo di arrivarci e di accontentarli fino in fondo. Loro ovviamente non ci hanno dato l'obbligo di acquistare. Nel 2009 una cover del 2009, sarà più o meno, villaggio sempre quello, abbiamo lavorato, location Santa Teresa Gallura, per il pranzo
sabato sarà Tempio Pausania per un piatto di pasta come quella volta. Il percorso sarà più o meno simile, a parte qualche cosa che non possono passarci. 17-19 maggio come date, sapete che il traghetto si parte di solito la sera prima, quindi giovedì, e si ritorna lunedì di solito. Per quanto riguarda quote e prezzi, stanno ancora trattando con le compagnie per i traghetti e quindi non sappiamo ancora nulla, e anche